Ci siamo? Un attimo ancora. Bene, penso che possiamo iniziare. Benvenuti a tutti i nostri ospiti. Ecco. Chiedo a tutti di disattivare l'audio, ad eccezione naturalmente di Marco Cavalli e di Attilio Favaro. Grazie. Do il benvenuto a tutti e ringrazio di cuore l'amico Marco Cavalli e naturalmente il professor Attilio Favaro che converserà con Marco attorno al suo libro Dante clandestino. Marco Cavalli è piuttosto conosciuto anche qui a Bassano, l'abbiamo avuto ospite parecchie volte, però vi leggo un suo breve profilo biografico. È critico letterario, traduttore, consulente editoriale, è tra i massimi conoscitori dell'opera dello scrittore Aldo Busi, di cui ha pubblicato una monografia fondamentale per il saggiatore nel 2006 e un'introduzione alla lettura. Si è occupato di traduzione, ha tradotto molto, Molière, de Sade e molti altri scrittori, e recentemente ha pubblicato insieme ad Alessandro Zaltron per Mondadori About Sex, una parola sfuggita dal sesso. Noi oggi l'abbiamo ospite in questa giornata così significativa e importante in cui si ricordano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, nel Dante D, appunto oggi, 25 di marzo. L'abbiamo voluto ospite per raccontarci i contenuti di questo suo libro così particolare, così originale, che prende spunto da Dante per parlare di Dante, ma di molte altre cose. È in parte anche un libro autobiografico. Lascerei, direi, subito la parola a lui e ad Attilio Favaro per conversare attorno a questo suo libro. Ringraziamo anche l'editore, naturalmente Manuzio, per la collaborazione. Grazie, grazie Marco. Grazie a voi. Buonasera. Non vedo Attilio, dov'è? Io vedo Stefano, ma non vedo Attilio. Sono io che sono impedito. Comunque ci sono Ah, Marco. eccolo qua. Sì. Bene, vi vedete. Quindi possiamo iniziare. Beh, allora, intanto io vorrei ringraziare Attilio Favaro per aver consentito a interloquire con me di questo libro. Un ringraziamento particolare perché lui non lo dirà mai, quindi sono io che a me spetta il piacere di dirlo. In un capitolo del libro, che è il capitolo dedicato all'aneddotica sulla vita di Dante e sulla leggenda di Dante, quindi è un capitolo che raccoglie, credo per la prima volta, i tantissimi aneddoti, tantissime dicerie, spigolature che hanno cominciato a circolare sul personaggio di Dante a partire dal 300. Ce ne sono alcune. Audio. Marco, ti hanno tolto l'audio o te lo sei tolto tu? Eccola. Adesso? È a posto. Bene, grazie. No, dicevo che alcuni di questi aneddoti sono in lingua straniera, cioè non sono in antico francese e in inglese. I racconti in inglese sono stati tradotti proprio da Attilio Favaro, che mi ha fatto così un'enorme cortesia, perché non avrei potuto farlo io di persona. Ecco, quindi
credo che questo andasse detto, perché stabilisce anche un collegamento virtuoso tra la persona di Attilio Favaro e il libro di cui parleremo oggi. Bene, allora io ti ringrazio intanto di questo riconoscimento e soprattutto dell'invito che mi hai fatto, che veramente, come ti dicevo, mi destabilizza ma mi lusinga naturalmente. Senti, io volevo cominciare non so se il libro è stato mostrato, no? Questo è il titolo del libro, Dante clandestino. Ecco, è un titolo abbastanza eversivo, no? Proprio in seguito ad un'occasione recente che ho avuto di ascoltare una tua relazione, che era sul breve romanzo Lo straniero di Albert Camus, che, diciamo, grazie a questo tuo intervento io mi sono deciso a rileggere dopo oltre 50 anni, che l'avevo letto da adolescente e credo che mi avesse scioccato abbastanza. E mi stavo chiedendo, sarà per questa specie di cortocircuito, se clandestino voglia dire un po' straniero. Sì, sì. Che sarebbe abbastanza paradossale, perché il padre della lingua italiana che è straniero. E ti volevo chiedere questo, e se questa stranierità si può intendere anche in senso paradossalmente linguistico. Sì, 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 è corretto la tua interpretazione. Posso rivelare che in origine il titolo del libro doveva essere proprio Dante sans papier, cioè con la dicitura che usano appunto i francesi per qualificare gli immigrati clandestini. Gli apolidi. Gli apolidi. Noi usiamo la parola clandestino che non è tanto felice, devo dire, rispetto appunto alla denominazione francese, perché sembra contenere un giudizio di valore, no? Quando si dice che qualcuno è un clandestino è un po' come dire che è un portoghese, a proposito di sciovinismo linguistico, no? Cioè praticamente è un insider, un infiltrato, uno che si è infilato dentro di soppiatto. Poi mi piaceva molto della dicitura, no, della dizione sans papier, il fatto che contenga la parola papier, cioè carta, no? Con riferimento ai documenti, alle carte, le cosiddette carte in regola, no? Ecco, sì, Dante è evidentemente un sans papier della letteratura, il che è paradossale, perché è anche quello che la inaugura. Cioè lui inaugura la letteratura italiana, però storicamente ne viene tagliato fuori quasi subito, perché noi non siamo abituati a riflettere su questo tipo di discorsi che interessano in realtà molto di più gli storici della letteratura o chi si occupa professionalmente di letteratura. Ma in realtà tutta la linea evolutiva della letteratura italiana tende a marginalizzare Dante e a mettere in primo piano invece la linea, per così dire, la progenie petrarchesca. Quindi tutta la nostra letteratura in realtà è sotto il segno di Petrarca, che è un personaggio che è chiaramente colluso con Dante, ma come spero di aver dimostrato nel mio libro, è diversissimo da Dante. Quando parlo di Dante, d'ora in avanti mi riferisco sempre solo all'autore della commedia, perché Dante non è stato solo autore di questo, però è quello il suo titolo, diciamo, di principale, più importante. Quindi Dante in realtà non ha avuto continuatori. Ecco, questo può sembrare quasi assurdo da dire, ma in realtà Dante non ha avuto scrittori che abbiano raccolto il suo testimone. L'unico che poteva e anche voleva farlo, cioè Boccaccio, che ha sempre nutrito un'ammirazione quasi sconfinante nell'innamoramento nei confronti di Dante, a un certo punto, chiuso tra il suo desiderio di emulare Petrarca e l'amore che sentiva per Dante, messo in conflitto, ecco, tra queste due opposte attrazioni, ha ripiegato su quella, diciamo, sul suo debole per Petrarca. Ecco. E tutte le scelte che ha fatto dal 1350 in avanti, cioè dalla pubblicazione del Decameron in avanti, sono state in realtà contro Dante,
pur avendo fatto molto Boccaccio per Dante, tra l'altro la prima biografia di Dante l'ha scritta proprio Boccaccio. Ma tanto perché le persone che ci ascoltano capiscano la portata di quello che stavo dicendo. Il nostro modo di leggere Dante, la commedia soprattutto, cioè così a porzioni scorporate, no, dal testo, selezionate, la cosiddetta hit parade della commedia, no? Tot canti dell'inferno, tot del purgatorio, tot del paradiso, è dipendente e deriva dal modo che aveva Boccaccio, che ha suggerito Boccaccio per la prima volta, no, di leggere la commedia, commentandola e leggendola a Firenze insieme a uno dei tre figli di Dante. E tutte le interpretazioni della commedia che sono state date, bene o male, sono indebitate con quella di Boccaccio. Boccaccio ha inventato il modo letterario di degustare Dante. Noi in effetti di Dante abbiamo un apprezzamento di tipo letterario, è la ragione per cui dopo un po' la gente si stufa. Cioè ne ammiriamo la bravura, la maestria linguistica, la sua capacità di immaginare, no? Di fantasticare un inferno, un purgatorio, un paradiso, le allegorie. Ecco, la lettura allegorica di Dante, quella che ci insegnano a scuola, no? Le tre belve dell'inferno corrispondono a questo, deriva da Boccaccio, è stato Boccaccio il primo. Quindi Dante in realtà è una figura che fino all'Ottocento risulta abbastanza ibernata, cioè messa come da parte. In realtà a recuperare Dante, a rimetterlo in circolazione e a restituirgli in fondo la parte del protagonista che gli spettava, non è stata l'Italia, è stata l'Europa. E non l'Europa dei poeti, ma quella dei romanzieri. Ecco perché il tuo riferimento a Camus è giusto, perché tra l'altro il mio libro si apre proprio con un'epigrafe che cita, no, un racconto di Camus molto ironico, dove Camus dice: ah, lei conosce Dante? Ah, che bello, no? Come per dire, chissà chi è che lo conosce davvero. Però per tornare a bomba, ecco, i grandi romanzieri che sono indebitati con la commedia sono Thomas Mann, Montagna Incantata, James Joyce, Ulisse. Tra l'altro James Joyce cita spesso nel suo romanzo Dante, poi Proust, manco a dirlo, Alla ricerca del tempo perduto, Musil, L'uomo senza qualità, insomma tutti i grandi romanzi fiume, le grandi opere in prosa totali che vogliono coprire per complessità, no? Quasi gareggiare con il mondo, sono nate da un gesto di ammirazione retrospettiva nei confronti della commedia. In Italia Dante è stato recuperato su base lirica dopo, più tardi. Ecco, quando è cominciata a nascere quella new wave poetica che ha cominciato a stancarsi del vocabolario del lessico della poesia italiana, che era tutto petrarchesco, mi riferisco a Gozzano, Tale, eccetera, hanno cominciato a scrivere con una lingua che si avvicinava a quella di comunicazione, quella viva. Perché in fondo, ricordiamocelo, Dante scrive la commedia in una lingua che non c'era, cioè la inventa lui, è un cosiddetto facitore di lingua. Quindi non è che lui, come tutti gli altri scrittori, scrive un'opera letteraria con una lingua che preesisteva, come fanno la maggior parte delle persone. No, lui proprio inventa letteralmente la lingua per scrivere la commedia, il che è un atto che noi non ce ne rendiamo conto, ma di un'audacia e forse anche di una superbia che pochissimi altri hanno eguagliato. Quindi sì, è corretto, Dante è proprio uno straniero, ma uno straniero in Italia, proprio lì. Bene, senti, sul discorso di Dante e Petrarca vorrei tornare dopo, perché secondo me è proprio il cuore del tuo libro, no? Da cui poi si sprigiona tutto il resto. Ma volevo toccare il discorso della commedia, no? Tu insisti commedia, non divina commedia, poi vedremo anche questo. Commedia, normalmente si intende un'opera teatrale che ha lieto fine, no? Qualcuno interpreta così anche la Divina Commedia, alla fine c'è il paradiso, quindi.
però pare che il significato più plausibile sia quello di genere misto, no? Mi chiedo se in qualche modo ti ci sei ispirato anche tu, perché anche il tuo libro è un genere misto, no? C'è la cornice autobiografica, c'è tutta la parte aneddotica, antologica verso la fine, e poi c'è tutta un'altra parte che è un po' analitica e un po' aforistica, direi, sul discorso di Dante e poi anche di Petrarca. Confermi questa impressione di un'opera composita, di un'opera mista? Sì. Sì, assolutamente. Ma aggiungo che Che Dante, importanza ha l'aspetto autobiografico, cioè la cornice autobiografica, che è quella che si incontra subito, no? Sì. No, ma è vero, cioè in realtà se io dovessi avvicinare la commedia a un'opera che viene prima, l'unico accostamento che mi verrebbe da fare per originalità di impianto, per ibridazione di generi, è il Satiricon di Petronio, no? Che è un'opera che tra l'altro ci è giunta Mutila, non sappiamo neanche bene che disegno avesse, ma è certamente un campionario di generi, di stili, di personaggi, e anche proprio si sente una vocazione enciclopedica e quasi, vorrei dire, quasi da varietà, proprio nel senso dello spettacolo, no? C'è quasi un desiderio di mostrare la propria capacità di toccare, di essere un polistrumentista, no? Di poter suonare un'intera orchestra da solo, uno strumento per volta. Ecco. E un po' nella commedia questo si sente. Ma Dante, dicevo, che era un appassionato nomenclatore, cioè a Dante piaceva moltissimo classificare le cose. Questa è una cosa che si capisce perfettamente leggendo il Dante anteriore alla commedia. No? Dante, secondo me, aveva cercato nelle strutture letterarie preesistenti qualcosa che facesse al caso suo, che corrispondesse al tipo di opera che lui voleva realizzare. Non trovandone nessuna che facesse esattamente come lui aveva in mente, ha deciso di violare tutte le regole, però sempre avendo l'aria, no, di chi le vuole rispettare. Per cui la commedia stessa, dentro il poema, viene definita in vari modi. Dante stesso la chiama commedia, poi la chiama poema sacro, gli dà delle definizioni che sono in realtà non definizioni che si oppongono, si contraddicono, sono un'integrazione, una specie di quasi impossibile accordo. No? Ecco, nel mio libro io ho cercato di fare la stessa cosa, cioè ho cercato di parlare di Dante mettendo insieme diversi linguaggi, diversi approcci. Posso dire per esempio che mescolare la critica letteraria alla narrazione, in questo caso a sfondo autobiografico, poi vedremo in che senso autobiografico, è un omaggio a Dante, cioè Dante è stato uno dei primi a tirare fuori questa trovata geniale, no, di mettere tra loro insieme critica letteraria e racconto. Dante è sempre stato, per esempio, un appassionato e fervido recensore di se stesso. Le sue primissime prove, La vita nuova, Il convivio, sono autorecensioni. Cioè Dante ha preso le sue poesie e ha detto: guarda, quando le ho scritte pensavo a questo. Segno che gli piaceva concettualizzare, e chi legge il Paradiso la sente questa componente di Dante, chiamiamola pure filosofica o ermeneutica, non lo so, no? Comunque di uno che dice: qua c'è un testo e se adesso vi faccio vedere dentro le pieghe di questo testo quanta ricchezza c'è, quanti giacimenti ci sono. Ma d'altra parte il Dante è anche un grande narratore, è uno a cui piace proprio il racconto, quasi da romanziere, e la sua genialata, secondo me il colpo di genio di Dante, è stato scrivere un poema il cui protagonista principale è un personaggio che si chiama come lui. E io ho voluto seguire lo stesso approccio, per cui il protagonista del libro in realtà è un personaggio che dice io,
e che tutti dovrebbero identificare con Marco Cavalli, ma che in realtà ha la stessa qualità fictional, la stessa qualità di invenzione di un io narrante che si trova in un testo. No, noi quando leggiamo un testo dove sentiamo dire io, cioè dove campeggia il pronome di prima persona singolare, pensiamo subito, devo dire in modo piuttosto ingenuo, e questa ingenuità viene ribadita con Dante, che l'autore stia parlando di se stesso. Ma in realtà non c'è un personaggio più inventato del personaggio che dice io, perché in realtà quell'io serve a trarre il lettore nel vortice di quel pronome, cioè a farlo identificare, no? A facilitare l'identificazione. E Dante ci ha giocato su questa cosa qua, e ci ha giocato talmente bene che, io lo dico proprio all'inizio del mio testo, anche i critici più accorti, gli studiosi, quelli che hanno passato una vita e hanno costruito carriere sullo studio di Dante, ogni tanto si confondono e attribuiscono a Dante autore della commedia, stati d'animo, sentimenti, opinioni che appartengono al Dante personaggio della commedia, pensando che non ci sia nessun divario tra i due. Operazione pericolosissima, ma d'altra parte incoraggiata da Dante, cioè, perché è Dante che è il primo grande inventore, affabulatore di se stesso, no? Creatore della sua stessa leggenda. Infatti la decisione di mettere dentro il libro degli aneddoti che riguardano il personaggio di Dante mostra, no, come questa invenzione abbia avuto successo. Cioè, addirittura già quando Dante era vivo c'erano persone che raccontavano di lui come del poeta che aveva effettivamente fatto il viaggio attraverso i tre regni dell'aldilà. E c'erano donne, no, che dicevano: ah, non vedi che c'hai i capelli bruciati? C'hai i capelli bruciati perché è stato all'inferno, no? Il segno che questa identificazione tra personaggio e autore era già totale allora, no? Quindi in effetti lui credo che insieme all'idea di scrivere in volgare il suo poema, quella di fare di se stesso il protagonista della sua opera maggiore, sia stata la pensata più originale, la novità assoluta. Mentre parlavi mi veniva in mente che c'è e in inglese no, racconto si dice tale, racconto, narrazione, ma se uno dice a tall tale, che vorrebbe dire un racconto alto, no? Che però vuol dire una balla in inglese, no? Sì. E questo mi viene in mente fin dalla prima pagina del tuo libro, no? Che uno rimane incantato alla prima pagina e poi arriva, tac, sfido io, è un apocrifo. Cioè racconti la storia di questo ragazzino che a 5 anni, buttato sul tappeto, sta leggendo, tra virgolette, quindi in qualche modo personifica le ambizioni della mamma, no? Però poi questo discorso del tall tale viene trasferito su Dante stesso, no? Infatti io ero rimasto come tutti al mio posto, credo lo sarebbero stati, affascinato dal fatto che questo ricordo fosse in realtà, che è un ricordo di fosse diventato un ricordo mio. Cioè la dimostrazione che la leggenda, quando non viene smentita, poi viene intelaiata, diventa storia, ed è difficilissimo dopo confutarla, no? È un po' come quel processo straordinario, no, che nella lingua si osserva tutti i giorni, no? Io mi ricordo quando ero piccolo, mi avevano insegnato, prima ancora che lo leggessi nelle favole di Fedro, stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che io dico la mia. E dicevo, ma stretta la foglia, larga la via. Non mi tornava sta cosa qua, però era talmente bella, no? Poi a un certo punto scopri che in realtà non è foglia, ma soglia, no? E che per un errore di trascrizione la S è diventata F, ma tu hai voglia adesso di dire stretta la soglia. Ormai quella soglia è diventata la foglia. Allo stesso modo, no, quando una leggenda, io lo chiamo un mito, no, diventa biografia o mito-biografia,
poi diventa proprio, no, se nessuno lo smentisce, un dato storico. Quindi, per esempio, quando io ho cominciato a scrivere il mio libro, dicevo, ma io, le cose che dico di sapere di Dante, quante ce ne sono di quelle che ho scoperto, diciamo, di prima mano, e quante ce ne sono invece di quelle che in realtà non ho scoperto io, ma semplicemente mi sono state insegnate. Perché quando noi parliamo di Dante, in effetti, parliamo di uno scrittore che ci viene presentato molto prima che noi ne facciamo la conoscenza diretta. E spesso tutto quello che conosciamo di lui non è altro che una serie di conferme di quelle prime impressioni, no, che ci vengono trasmesse intorno alla sua figura, alla sua opera. E noi andiamo in cerca proprio di quelle impronte per far collimare la nostra, no? E poter dire è nostra. Naturalmente, così facendo, spesso ci precludiamo l'esperienza di quel Dante, appunto, che io chiamo clandestino, su cui nessuno ci ha mai detto niente. Per cui, per esempio, se ci hanno insegnato che Dante è un poeta alto, no? Come diresti tu, noi cerchiamo quell'altitudine, quell'altezza. Non ci verrebbe mai in mente, no, di dire che Dante è un poeta da commedia, uno dei rari, veramente rari, ironisti che la nostra letteratura ha prodotto. Ma di un'ironia... Adesso guarda, me ne viene in mente una adesso, no? Ogni volta che io sentivo citare l'episodio del Conte Ugolino, nel 33esimo dell'Inferno, insomma, è uno delle parentesi più drammatiche, se andiamo a vederlo, no? Cioè, è un racconto che ha anche qualcosa di truce. Eppure in quel truce Dante riesce a inserire un dettaglio che corregge la drammaticità, no? E anche il macabro, e la trasforma in grottesco. E quel dettaglio straordinario è quello che Ugolino, che sta addentando come un gigot d'agneau, no? La testa di Uccione della Gherardesca, si pulisce la bocca con i capelli di lui, no? E lo dice, Dante proprio ce lo fa vedere, no? Che è un dettaglio straordinario che è impossibile visualizzare senza mettersi a ridere, no? Perché è chiaro che è un dettaglio che corregge molto quella scena, no? Così feroce, così gotica, no? Eppure la commedia, specialmente nelle prime due cantiche, è disseminata di cose del genere, che noi non vediamo. Non le vediamo non perché non ne abbiamo facoltà, ma perché appunto siamo pieni di ricordi apocrifi, che sono gli unici che noi teniamo in considerazione, no? Ci hanno detto, sai, Dante è un poeta, il poeta della cristianità, che è la balla. Io penso che Dante e Manzoni, i due scrittori peggio trattati della letteratura italiana, tutti e due ricondotti a una tradizione clericale. Manzoni, l'autore del romanzo sulla provvidenza, cioè, ma povero Manzoni, cioè, ma veramente, no? Né Manzoni né Dante considerano l'elemento religioso se non in relazione alle proprie esigenze espressive. Quindi, ma esattamente come Joyce. A Joyce l'irlandesità, il cattolicesimo, il protestantesimo gli interessano nella misura in cui li fa diventare ingredienti di quella misticanza che è l'Ulisse. Ma dire che Joyce è protestante o è cattolico, lasciamo stare che poi lui nella vita era cattolico, chi se ne frega. Ma gli ha dato gli strumenti al cattolicesimo, no? Esatto, gli ha dato gli strumenti, no? Sarebbe come dire, non so, dire che è un merito essere nati con due gambe. Così non le abbiamo scelte noi, no? Cioè, no. Quindi sì, è vero, quello che dici tu è vero. Cioè, in realtà è veramente incredibile come, leggendo un autore importante come Dante, noi in realtà andiamo in cerca soprattutto di conferme, di rassicurazioni. E questo non è un male di per sé, ma diventa un handicap perché ti impedisce di fare quell'esperienza personale che in fondo Dante permette di fare. Mi veniva in mente, no, mentre parlavi, proprio il primo racconto dei Dubliners, dove c'è il rapporto tra il bambino e il prete, no? Cosa si prende dal prete, no? È chiaro, e cosa lascia. Senti, a proposito del discorso
della componente religiosa, no? A Divina Commedia, che è una dizione che tu decostruisci, smonti, no? Nel tuo libro. Però tu stesso hai da poco citato il canto 25esimo del Paradiso, che è quello che leggerà Benigni stasera, no? Davanti al Presidente della Repubblica, che è quello che parla del poema sacro al quale ha posto mano cielo e terra, no? Quindi interessante poi che in questo inizio del canto 25esimo i due personaggi di cui parlavi tu si accavallano, perché Dante si dimentica che ha raccontato che deve succedergli l'esilio, dice io sono in esilio, chissà che torni a Firenze. Di colpo fa capolino il Dante che sta scrivendo la Divina Commedia. No? Come mi giustifichi questo poema sacro nelle sue parole? Anche questo è un tall tale. Allora, qui entra uno degli elementi che forse non so se in assoluto, ma di relativa novità che sono compresi nel mio testo. No? La mia idea è questa, che Dante, mano a mano che noi procediamo nella lettura della sua opera, del poema, quindi mano a mano che passiamo dall'inferno verso il paradiso, passando attraverso il purgatorio, rende sempre meno, sempre più breve la distanza tra il personaggio e l'autore. Perché in realtà, secondo me, il vero elemento di suspense, la vera trama della commedia è la rivelazione appunto che il personaggio che fa il viaggio attraverso i treni dell'aldilà è la stessa persona che scrive di questo viaggio e che alla fine di questo viaggio rivela che il viaggio non è nient'altro che un'opera letteraria. E parte, no, come idea, Dante ogni tanto lo ripete, no? Lettore, guarda che io queste cose qua sono successe veramente, cioè non sono mica un ballista, no? Poi via via che si avvicina alla fine, alla conclusione, gradualmente, no, Dante comincia ad accorciare le distanze e compare sempre più spesso, compaiono queste, in gergo le potremmo chiamare affermazioni metalinguistiche, cioè in realtà affermazioni che il poema fa intorno a se stesso, al proprio costituirsi. Quindi parla di sé non più come il viaggio di un pellegrino, ma come l'opera di uno scrittore. D'altra parte, il poema inizia con Virgilio che va da Dante e gli dice: guarda, io sono venuto per salvarti e portarti fino in paradiso, no? Ho sempre visto questa genialata, anche questa, no? Cioè che il massimo poeta della letteratura latina fa da guida a Dante per, in fondo, riconciliarlo con la sua propria musa, no? Perché Dante rimprovera a se stesso di aver rischiato di fare la stessa fine di Cavalcante oppure di Guinizelli, cioè di essersi accontentato di fare il rimatore, no? Di non aver mai prodotto qualche cosa appunto a cui hanno messo mano cielo e terra. No? E quindi in realtà il poema è celebrativo di se stesso, cioè racconta se stesso. E quindi Dante un po' alla volta, nel 33esimo del Paradiso noi abbiamo proprio la conferma, perché se uno legge attentamente quel canto, il 33esimo, Dante rivela che trova se stesso, cioè incontra proprio, no, la propria immagine, no? Ma per citare il 25esimo, no, è piuttosto singolare che il 25esimo del Paradiso sia seguito da un canto che pochi ricordano, il 26esimo, è uno dei più divertenti del Paradiso. Quello di San Giovanni, no? No, quello in cui Dante incontra Adamo, no? Adamo, sì, dopo San Giovanni Adamo. Sì. Esatto, incontra Adamo, cioè incontra il primo uomo, no? E a me è sempre colpito questo parallelismo, il 26esimo dell'inferno e il 26esimo del paradiso. Cioè in entrambi i casi due uomini che hanno violato un confine, no? Che sono andati al di là di quello che era lecito. No? E naturalmente è bellissimo perché mentre con Ulisse Dante aveva dovuto aspettare la mediazione di Virgilio, no? Anche questo colpo di commedia straordinario. No? Dante dice vorrei intervistare Ulisse e Virgilio dice senti guarda parlo io
perché questi sono greci, tu non hai familiarità. Io li conosco, tu no. E invece Dante qui è da solo, cioè con Beatrice, e quindi dice a Adamo, no? Ti trovi di fronte il primo uomo, che cosa gli chiede al primo uomo? Dante gli fa una domanda da scrittore. La domanda che gli fa Dante è: senti, ma quando eravate nell'Eden, che lingua parlavate? Che è una domanda da scrittore. Infatti Adamo gli risponde, gli dice: guarda, io non me lo ricordo neanche, forse non c'è neanche stata quella lingua lì. No? Ed è singolare che questa domanda venga fatta nel paradiso in quel momento, perché Dante ha bisogno, in un certo senso, no, di spiegare come mai lui ha deciso di scrivere in volgare. Cioè, ha preso una lingua senza benemerenze letterarie, una lingua appunto, no, che esiste perché la parliamo, ma non esiste ancora in quanto lingua scritta, e lui la trasforma, no, in qualcosa che prima non era. E quindi è chiaramente cioè, chi conosce la mente sottile e nomenclatoria di Dante, è chiaramente una strizzata d'occhi, un'allusione, no, all'operazione che lui sta facendo in quel momento. E tra l'altro Beatrice non è altro che la personificazione della poesia di Dante. Dante, quando incontra Beatrice, incontra se stesso in quanto è la sua musa, no? Infatti Beatrice cosa fa? La prima cosa che fa Beatrice quando vede Dante, gli fa un cazziatone. Gli dice: ah, se non c'ero io che ti salvavo, tu a quest'ora saresti finito nelle taverne a recitare stornelli e a correre dietro alle donne, che anche lì, no? Si dice nuora perché suocera in tenda, non è che Dante volesse accusare se stesso di essere uno sciupa femmine, ma correre dietro alle donne vuol dire correre dietro a muse effimere, no? A brevi glorie, invece che dedicarsi approfonditamente, no? A una grande architettura. Quindi sì, secondo me è quello il motivo per cui ci sono queste amnesie, chiamiamole così, no? Queste apparenti contraddizioni tra il personaggio e il poeta. Quando parlavi del canto 33esimo, ti guardavo un po' con un senso di vuoto, perché dopo che ho letto il tuo libro, io ho deciso di mettermi a leggere la Divina Commedia, perché come tutti a scuola si fa benino l'inferno, no? Poi ti dico, il purgatorio, il purgatorio l'ho scoperto perché alcuni anni ho accompagnato un ragazzo che conoscevo, doveva fare l'esame di riparazione in italiano e quindi lo seguivo. Il paradiso, come ti ho raccontato, mi ha beccato l'insegnante il 30 aprile che non avevo neanche aperto. Il 30 ho detto Favaro, non la metto agli esami se non si fa il paradiso in 15 giorni, figuriamoci. Quelle cosine non mi ricordavo nulla. Per cui mi sono messo, dopo che ho letto il tuo libretto, e stamattina ho finito il canto 29esimo del paradiso, quindi i 4 finali mi mancano ancora. Ma volevo arrivare al punto del libro che a me è piaciuto di più, che è quello del Non è Francesco, no? Che è sono secondo me 6 pagine che sono veramente un vero piacere da leggere. Esordisci con questa dicotomia, no? Dante versus Francesco, lo scrittore verso il poeta, no? Scusa, no, il letterato, lo scrittore e il letterato. Questa dicotomia, che cosa significa esattamente? Io ho pensato, lo scrittore è uno che ci è, il letterato è uno che ci fa. Ho anche sospettato che il povero Francesco finisca nel novero dei dantisti di cui parli. Cosa ne dici? Allora, se devo essere un po' sommario, anche per esigenze proprio di chiarezza, però lo dico preliminarmente, cioè sarò sommario. Allora, il letterato è lo scrittore che fa letteratura usando la letteratura, principalmente. Quindi la sua fonte di ispirazione sono i libri. Sono i libri. Lo scrittore è invece lo scrittore che fa letteratura usando anche la letteratura, ma soprattutto tutto ciò che letteratura non è. E vogliamo chiamarla vita? Non lo so. Un po' impegnativo, ma diciamo che l'ingrediente che mette lo scrittore, che invece manca al letterato, è tutto ciò che non entra nei libri, un po' perché non ce lo mettiamo, un po' perché non ci entra proprio
L'altra differenza è questa: il letterato usa sempre materiale preesistente. Nel caso di Petrarca, la scelta, per esempio, del latino è una scelta legata a prestigio. Quindi il latino è la lingua con maggiori benemerenze da un punto di vista letterario, cioè quella che ha prodotto la letteratura più splendida. Quindi se uno vuole sperare di scrivere qualcosa di significativo, può solo attestarsi in quel solco. Dante invece fa una scelta, Dante che il latino lo conosceva benissimo. Dante avrebbe potuto scrivere benissimo un poema come il De Africa, che è la massimo sforzo poetico prodotto da Petrarca in latino, no? Ma in realtà Dante fa una cosa clamorosa e scandalosa. Scrive un poema mai concepito prima in una lingua che prima non esisteva, cioè la cui esistenza appunto era extraletteraria, perché è questo lo scandalo. Lo scandalo è questo, cioè non tanto che Dante, il toscano era già stato usato per fare poesia, ma era stato usato un toscano reso debitamente letterario dai poeti del Dolce Stil Novo. Quindi chi voleva trovava un linguaggio letterario già ben codificato lì dentro, ma Dante va ben oltre quello. Dante si scapriccia, no? Proprio, ma senti proprio, no? Che lo scrittore è uno che inventa. Quindi certo fa un uso creativo di ciò che è venuto prima di lui, ma fondamentalmente per trascenderlo, per lasciarselo alle spalle, mentre il letterato è sempre un po' manierista. Quindi il letterato, per esempio, si bea molto del fatto, ecco, il letterato si rivolge ai letterati, è un classico questo, perché scrivendo con l'intelligenza si aspetta di essere letto con un'intelligenza analoga superiore. Dante non si aspetta di essere letto così, cioè, o per meglio dire, Dante si rivolge anche a quel lettore, ma non solo. Dante ha il genio della superficialità, cioè è uno di quelle persone che riescono a essere profonde restando in superficie, cosa che i letterati non riescono mai a fare, perché sono affascinati dall'intelligenza che fa loro da modello e non resistono alla tentazione di imitarla. No? Invece Dante ha questa superbia pazzesca per cui lui dice: sì, Virgilio è il mio grande poeta, ma non c'è un poeta più grande di me, c'è poco da fare, insomma. Cioè Virgilio mi serve come una scala su cui mi arrampico, quando però sono in cima non è che rimango lì, do un calcio alla scala e proseguo, che è quello tra l'altro che succede proprio nella commedia. Virgilio, Dante secondo me ha reso giustizia a Virgilio non perché lo ha nominato sua guida, ma perché gli ha dato come personaggio anche una sua autonomia. Cioè Virgilio a un certo punto, se tu noti, via via che si avvicina al purgatorio, ridimensiona molto la sua statura, cioè avviene quasi un avvicendamento, cioè si sente che Dante non è più solamente il suo protetto. Certo Virgilio lo redarguisce, gli dice non guardare di qua, non fare con le, cioè si comporta come una chioccia, però ci sono dei momenti nel poema in cui si vede proprio che Dante se ne infischia dei consigli di Virgilio. Mi viene in mente per esempio nel 25esimo dell'Inferno, il canto dove a un certo punto ci sono gli adulatori, no? C'è una scena bellissima in cui Dante vede questo fossato pieno di merda, gli uman privati li chiama lui, no? E lui dice: ah, guarda, quello lì lo conosco, quello lì tutto coperto di merda, lo conosco, quello lì si chiama Alessio degli Interminelli, dice no, ma quello là lo conosco bene, e Virgilio gli dice: ma non hai visto che là c'è Taide, che è un personaggio di Terenzio, no? Della letteratura latina, e Dante non gliene frega più niente di Taide, cioè lui di Cerbero, Didone, Minosse, cioè della mitologia pregressa non gli interessa più, gli interessa la mitologia sua. A lui interessa identificare i toscani che sono lì. Quelli infatti noi ci ricordiamo di quelli. Noi non ci ricordiamo di Taide, noi ci ricordiamo di Vanni Fucci. Cioè, Dante è in questo che è geniale, no? Cioè lui porta la sua mitologia dentro e la impone
addirittura anche a Virgilio, per cui Virgilio ha voglia di dire, sì, infatti quando Virgilio gli fa quell'osservazione nel 26esimo dell'Inferno, in cui gli dice calmo, con Ulisse parlo prima io, è un po', no, un tentativo di dire, senti, non ti allargare troppo, cioè, adesso non è che tu puoi parlare con tutti. E ricordiamoci che Virgilio è un personaggio di Dante, inventato da Dante, quindi Dante gli dà anche una dignità che sopravvive, per così dire, all'invenzione stessa. Quindi Dante non fa di Virgilio una marionetta, gli dà come una specie di orgoglio. E questo secondo me è molto bello, no? Ma queste sono cose da scrittore, non sono cose da letterato. Il letterato non arriva a queste cose. Il letterato è come Petrarca, uno che impazzisce per la letteratura del passato, è ossessionato dal passato e mira a ripeterlo, a uguagliarlo. Ecco, questo è il letterato, no? E quindi non oserà mai fare il passo più lungo della gamba. Mai. Senti Marco, prima di, casomai lasceremo anche 5 minuti se qualcuno vuole fare una domanda. Certo. L'ultima cosa, l'ultimo input che vorrei darti, che non credo sia bene vada perduto, è il discorso di Ulisse, no? Sì. A proposito del tall tale, no? A proposito del picciollegno, dell'alto sale, cioè la tua trattazione di Ulisse che risulta abbastanza inaspettata. No, ecco, per la verità non per me, perché ti avevo già sentito parlarne in altra sede prima di ritrovarlo nel libro, ma penso che un accenno sarebbe una buona cosa. Beh, intanto per un anglista come te, quello è il capitolo dove si gode di più, perché ci sono ben due riferimenti, no? Uno molto temerario, ma così in realtà è un'ipotesi proprio a Leopold Bloom e a Steven Dedalus, no? Come le due anime dell'Ulisse, no? Visto Mi è che venuto in mente anche Aldo Busi, poi hai visto che... Sì, tra l'altro, sì. E l'altro è il riferimento all'Enrico V di Shakespeare, sì. Che in realtà da cui parte originariamente la mia intuizione circa l'interpretazione del discorso che fa Ulisse ai suoi compagni. No? Mi ha sempre colpito questo parallelismo, no? Cioè il fatto che in Inghilterra il discorso che Enrico V fa alle truppe prima della battaglia di Agincourt sia stato usato da Churchill per incoraggiare, no, gli inglesi che erano sotto i bombardamenti delle V2 tedesche, no? Tra l'altro facendolo leggere a Laurence Olivier, credo, attraverso Radio Londra. No? Quindi segno, no, che persino uno statista sapeva che quel discorso aveva una capacità di galvanizzare, no? Ed è vero, perché il succo di quel discorso, per chi non lo conosce, è l'espressione happy few che usa Enrico. Cioè Enrico dice, è vero, noi siamo pochi, e questo che è obiettivamente un elemento di svantaggio, Enrico lo capovolge e lo fa diventare una qualità, anzi un motivo d'elezione. Meglio se siamo pochi, meno siamo, più c'è gloria, no? Anche perché, dice Enrico, col tempo, con la storia, le persone si dimenticheranno del perché si combatteva, quali erano i motivi, addirittura si dimenticheranno anche chi si combatteva, e l'unico dato che rimarrà in testa è che un nucleo di pochi ha affrontato un nucleo di molti. E questo ha un effetto, sappiamo storicamente, no, che gli inglesi vinsero quella battaglia magari non per quella ragione lì, ma per la dabbenaggine dei francesi, ma sicuramente vinsero. No? Ora Ulisse usa la stessa strategia. Lui lo dice, infatti a me ha sempre colpito questa cosa, no? Che è quello il focus del XXVI canto. Cioè Ulisse non vede l'ora di dire a Dante, che è un poeta, quindi un esperto in linguaggio, gli dice, guarda, tutti pensano che il prodigio sia stato andare oltre le colonne d'Ercole, ma voglio dire, con gente che aveva strappato il vello d'oro, queste sono cose normali. Cioè, il vero prodigio è stato tutti vecchi, pochi, stanchi, arriviamo lì, questi qua non avevano più voglia, i miei uomini non avevano più voglia di andare, ma io, i miei compagni, dice, feci io sia aguti con questa orazione picciola al cammino,
e poi proprio si vanta, dice che appena poscia li avrei ritenuti. E il colpo di genio è questo, che Ulisse vuol dire a Dante: non solo io non gli ho ordinato di andare oltre, perché c'è anche questo da considerare. Ulisse è il capo. Cioè, Ulisse, se voleva, proprio come Enrico, poteva dire: ragazzi, qua comando io, voi fate quello che dico io. Ma questa sarebbe stata una sfida, no? E Ulisse invece vuole non solo che i suoi uomini obbediscano, ma che addirittura siano loro a dire a lui andiamo di là, come se lui non fosse, come se lui facesse resistenza. E in fondo Ulisse dice questo a Dante: neppure tu saresti stato capace di fare tanto. È quello e che Dante, fa Antonio poi, no? no, esatto, no? E infatti Dante lo infila nella bolgia dei consiglieri fraudolenti. Noi tutti siamo convinti, altro famoso ricordo apocrifo, che la pena che sconta Ulisse nell'inferno sia quella della superbia o dell'ambizione smodata. Non ci sono i superbi. Non ci sono i superbi nell'inferno, assenza, No, aggiungo, davvero significativa. No, ci sono quelli che usano il linguaggio, no, per, come dicevano i greci, la radice etimologica di poiein, no? Poio pois, che vuol dire creare, ma vuol dire anche mistificare. Cioè presentare il falso, raccontare una balla, insomma. come make-up in inglese, trucco. Esatto, esatto. Beh, allora Ulisse fa questo, no? E è troppo contento di poterlo dire, no? Cioè addirittura neanche il ricordo del fatto che queste parole causano la morte del suo equipaggio, lo trattiene, e in questo io sento una grande matrice omerica. Ora, è storicamente documentato che Dante non aveva letto l'Odissea. Dante conosceva l'Iliade, ma non conosceva l'Odissea. Certamente non li aveva letti in greco questi poemi, perché non lo conosceva. Ma io devo dire che ho capito molto dell'Ulisse omerico dopo aver capito l'Ulisse di Dante. E ho scoperto cose nell'Ulisse omerico, per esempio la sua vocazione di ballista internazionale, che per esempio, non so, Attilio, il racconto che Kafka dedica al canto delle sirene nasce dallo stesso spunto. Forse Ulisse questo canto non l'ha mai sentito. In fondo i suoi compagni che cosa possono dire? Avevano le orecchie tappate, è solo lui che dice che l'ha sentito. Ma se avesse mentito, no? Se questo canto famoso non ci fosse mai stato, chi è che potrebbe smentire mai Ulisse? E questa è un'ipotesi troppo affascinante e troppo in accordo con l'ambiguità del personaggio, perché uno possa farsene gioco. Ecco perché quando ho sentito Benigni leggere quel 26esimo canto, mi aspettavo da lui, perché nelle sue corde, no? Un'ironia un po' melodrammatica in quel fatti non foste, perché si deve sentire un po' il trascinatore di masse che fa il classico discorso: ragazzi, siamo uomini e non siamo caporali, naturalmente pro domo sua. Certo, bisogna far sentire la maestà del tono, però bisognerebbe anche far sentire un po'. Invece Benigni, devo dire, non te la fa sentire, cioè Benigni la interpreta al solito modo, che è quello tradizionale, gasmaniano, no? Cioè, momento di grande magniloquenza. Secondo me non è così. Vedo Stefano Pagliantini che si affaccia in alto come famoso Ma sono comparso unicamente per dirti che ci sono delle domande per te. Quando avrete chiuso la conversazione vorrei volentieri girartele. Prego. Procediamo subito con le domande. Se Attilio non aveva qualcosa da aggiungere? Va benissimo con le domande. Allora, c'è questa domanda. Gentile professore, lei come risponderebbe alla domanda: perché leggere Dante ancora ai nostri giorni? Grazie. Credo che questo colloquio di per sé costituisca una risposta. Ci sono troppi motivi di interesse per leggerlo. Aggiungo che io quando parlo di Dante parlo dell'autore della commedia. La commedia ancora adesso è un testo, è in realtà l'opera letteraria italiana che più si avvicina a quello che noi potremmo definire un romanzo, ma nel senso che cercavo di spiegare poco fa, un romanzo totale, un'opera d'arte totale,
come appunto lo sono La ricerca del tempo perduto o Ulisse di Joyce. Perché sono particolarmente interessanti queste opere? Perché non sono solamente opere letterarie, sono proprio, ambiscono a diventare dei veri e propri fatti, delle vere e proprie esperienze, paragonabili a, non so, un grande amore, a un grande lutto, a qualcosa di iniziatico, comunque qualcosa che non rimane nella mente, ma si imprime proprio nel metabolismo. Sono tutte opere che richiedono un'adesione appassionata, incondizionata, anche un po' scriteriata, cioè non puoi leggere l'Ulisse di Joyce facendo il pelo e il contropelo, cioè ti devi immergere dentro, ti devi lasciar portare dalla corrente, devi ballare a quel ritmo, devi farti assoggettare. Ecco, Dante è uno che si legge così, gli devi credere, cioè devi dargli retta, devi accettarlo anche nei suoi momenti, nei momenti in cui ti tedia, ecco, perché ci sono i momenti in cui persino Joyce tedia, persino Proust tediano, ma il tedio in Joyce, in Proust, in Dante non c'è perché loro si sono addormentati appisolati, c'è perché c'è anche nella vita, cioè loro in realtà nelle loro opere d'arte hanno messo anche i cosiddetti tempi morti, e guai se non l'avessero fatto, perché sono quelli che ci permettono di apprezzare meglio i tempi vivi. Quindi quando noi leggiamo la Divina Commedia, è un peccato leggerla appunto a brani, a scampoli, no? Come secondo me è un peccato, per non dire quasi un reato, leggere Joyce dicendo beh, questo capitolo lo salto perché è troppo tedioso, no? Perché noi spesso da lettori affettiamo una grande umiltà, ma in realtà poi pretendiamo di conoscere una pagina di più del libro stesso. Per cui tranciamo giudizi, no? Questa parte qua, no, sì, no, sì, no. In queste invece sono opere in cui proprio, ripeto, è necessaria un'immedesimazione completa e anche un po' incosciente, un po' sconsiderata. Ecco, questa è una ragione per leggere Dante. Grazie Marco. C'è un'altra domanda. Nel tuo libro fai accenno al tentativo di Dante di trovare una legge poetica o di attribuirne una, la sua, alla vita politica fiorentina. Sì. Ci puoi dire qualcosa su questo aspetto che riguarda la sua vita e il suo tempo? Sì, allora, riguarda secondo me la vera origine della Divina Commedia, cioè ciò che ha spinto Dante a scriverla, e anche il vero destinatario della commedia. Se la commedia ha un destinatario, è Firenze. Firenze è all'origine della stesura della commedia, della sua concezione, e a Firenze si indirizza la commedia. Cioè, in fondo, io credo che Dante si sia sentito per tutta la sua vita un uomo d'azione. Non credo che si sentisse un letterato. Ecco. Dante aveva un desiderio. Ecco, se ha avuto una storia d'amore, l'ha avuta con la sua città. Beatrice, guardate, ve l'assicuro, non c'entra un fico secco. L'idea che Dante sia stato innamorato di Beatrice è una di quelle sciocchezze sesquipedali di cui purtroppo ci hanno abituato. Tu è la lettura minimalista di Dante, che io non sopporto, no? Come Leopardi è innamorato di Silvia, ma povero Leopardi, ma insomma, ma in realtà il vero amore di Dante è stato Firenze. Si sente per tutto il poema questo desiderio che ha Dante di ricongiungersi con la sua città, che rappresentava per lui la sua carriera politica interrotta prematuramente, ma anche il desiderio di vendicarsi della sua città. Ecco perché io parlo di storia d'amore, perché perché è intessuta di sentimenti e stati d'animo ambivalenti. Dante inveisce contro Firenze, ma si sente che è un'invettiva che nasce da un amore appassionato. Lui chiama i fiorentini le bestie fiesolane, no? Perché dice che la loro caratteristica, ma è rappresentata tante volte nel poema, no? I fiorentini litigano con se stessi. Cioè la vocazione del fiorentino è una vocazione autodistruttiva, autolesionistica. Bene, è anche la vocazione di Dante. Cioè Dante, quando parla di questo aspetto, potremmo dire de te fabula narratur, cioè parla di se stesso. E quindi c'è un'identificazione totale, ma in fondo Dante,
questo è incredibile, non so se è più incredibile per l'ingenuità o per la superbia. Dante era convinto che avendo scritto la commedia, questa sarebbe diventata una referenza per cui i fiorentini gli avrebbero chiesto, non solo gli avrebbero dato l'amnistia, ma gli avrebbero detto: dai, torna dentro. Naturalmente figurati se i fiorentini, animali politici come erano, potevano lasciarsi incantare dall'apprezzamento del valore letterario di un loro concittadino, oltretutto esiliato, no? Ma Dante dentro la commedia scrive: Firenze, tu mi accoglierai, che ti piaccia oppure no. E ha avuto ragione lui alla fine, perché lui dice: io magari non tornerò in questo tempo, ma ci sarà un tempo in cui il nome di Firenze sarà legato a Dante e non il nome di Dante legato a Firenze. Beh, insomma, a posteriori possiamo dire che ha avuto ragione lui. Così. Quindi secondo me quella legge poetica è appunto questo rapporto, no? Per cui noi lo accettiamo indiscriminatamente, ma in fondo, se ci pensate, è sorprendente quanti fiorentini, quanti personaggi più o meno famosi del suo tempo Dante inserisce nel suo poema. Cioè, ci sono 3 canti dedicati al suo avo cacciaguida, 3 canti. Guarda che nessuno scrittore presume così tanto, cioè di poter essere seguito fino a questo punto qui. E non ci sono altre domande? Vorrei fartene io una. Ti ho sentito più volte in incontri fatti anche qui in biblioteca sostenere che bisogna giustamente andare dritti al testo, evitare prefazioni, di leggere le prefazioni, le postfazioni, le parafrasi, eccetera. Però ammetterai che la lingua di Dante è una lingua abbastanza lontana, no? In certi punti anche oscura, i riferimenti colti sono numerosissimi. Che cosa suggerisci per accostarsi alla lettura di Dante? Io intanto suggerisco che, cioè, voglio dire, che ci siano, per esempio, dei passi ellittici, che il testo sia pieno di sottigliezze che per noi sono inafferrabili. Questo non riguarda solo Dante, ma tanto per stare agli esempi, no? Se uno legge l'Ulisse di Joyce, per un 5 gliene scappano, ma non per questo la cosa deve diventare drammatica, no? Dante come Joyce sono quei buffet in cui non ha senso divorare tutto quello che c'è sul tavolo, no? Tu lo percorri, lo puoi percorrere più e più volte, no? Accontentandoti, no? Cioè, già Dante e Joyce hanno questo di bello, che si possono leggere anche restando in superficie. E questa lettura è altrettanto soddisfacente di quella invece analitica, no? A cui ci hanno abituato, no? E dopo un po' ci convincono che se tu non fai questa lettura analitica non hai letto nulla. È una balla, questo non è vero. Per cui io, per esempio, inviterei le persone ad accettare una percentuale di incognita, di oscurità, di perplessità quando si mette a leggere Dante, perché sta leggendo uno scrittore che usava una lingua di invenzione, per cui cosa vuoi usare pietre di paragone, no? Allora, non ce ne sono, cioè qui tu ti devi immergere in questa lingua e familiarizzare con essa. Nel mio libro, no, per risponderti, io faccio un paragone tra la mia esperienza di Naia e la lettura di Dante della commedia, solo testo, senza commento, no? Io quando sono arrivato ero coscritto, no? Ero una recluta, mi sono trovato in questo mondo dove i militari si parlavano tra di loro in un gergo e io non capivo niente. Cioè il gergo, chi ha fatto il militare lo sa, il gergo della Naia, come tutti i gerghi degli universi concentrazionari, no? Beh, per esempio, io non lo conosco, ma Attilio che insegna la lingua e la letteratura inglese all'interno del carcere, il mondo della prigione ha il suo gergo, come ce l'ha il mondo della caserma. Ma com'è che lo impari? Standoci dentro. Lo impari un po' alla volta, no? Prima sei sbalordito. Io mi ricordo la prima volta che il caporale mi ha rivolto la parola, il caporale che aveva un laccio qua rosso mi ha detto tu Burba a sinistra, e io mi sono voltato perché dicevo ma chi è? C'è uno che si chiama Burba dietro di me, ma la Burba ero io, che era il nomignolo che si dava ai coscritti, no? Allora quando si legge Dante è chiaro che è pieno di parole di questo genere qui e tu non sai che cosa significa, ma non è che bisogna farla diventare ogni volta drammatica, no?
un po' alla volta ti ambienti, bisogna avere pazienza. Io dopo un po', dopo 4 mesi di caserma, parlavo quel gergo con la stessa speditezza con cui lo parlavano i nonni. Anzi, mi vantavo anche un po', no? Io ho ancora a casa un quaderno dove mi ero segnato tutte i vari epiteti, no? Ad esempio, non so, tu non hai fatto il militare, immagino, Stefano, no? No, non l'ho Allora, fatto, anche se siamo coetanei io e te. ma chi non ha fatto il militare non sa, no? Che, per esempio, ecco, se io ti dico ti allarghi una cifra, no? È un'espressione del militare che vuol dire dici cose più grandi della tua bocca, cioè ti stai gonfiando il petto, no? È un'espressione che è diciamo così, ellittica, è un po' sibillina come certi versi di Dante. Allora anche lì bisogna ambientarsi. Io lo suggerisco, no? È molto più bello che farsi spiegare tutto. Purtroppo in Italia noi abbiamo questa cosa paternalistica che si è esasperata col tempo, che devi essere sempre accompagnato dalla mammina, dal babbino, che ti devono masticare il boccone, te lo devono assaggiare per te perché che non ti faccia male, per carità, no? Mangia tu, no? Mangialo tu e corri il rischio di strangolarti mandandolo giù intero, no? Ma però il gusto di fare un'esperienza da sé è infinitamente più grande di quello ogni volta di essere accompagnato. Cioè, ecco, poi nascono quelli che io chiamo i lettori vegetariani, cioè quelli che non sanno più addentare, perché mangiando solo lattughina scondita gli sono caduti i denti. Per cui quando si trovano di fronte a una preda succulenta come la commedia, non osano addentarla perché intanto non hanno i denti. E poi hanno paura, no? Oddio, ma ci avrà abbastanza radicali liberi? Fa bene, fa male, fa ingrassare, fa dimagrire. Ma mangiala e basta, c'hai voglia di mangiarla, mangiala. Se non hai voglia, stai con la tua dietina da tartarughina, accontentati di Geronimo Stilton. Che cosa vuoi che ti dica? Cioè... Grazie Marco. Prego. Abbiamo fatto un bel po'. Abbiamo fatto tardi, so che tu hai un altro impegno adesso, quindi se il professor Favaro ha altro da aggiungere, altrimenti penso che possiamo salutarci così e darci appuntamento magari qui in biblioteca, lo speriamo davvero presto, speriamo. per un incontro in presenza. Speriamo. Beh, intanto grazie infinite per l'ospitalità e grazie ad Attilio per avermi affiancato. Grazie a tutti e a tutti coloro che hanno voluto partecipare. Di questo incontro rimane la registrazione che è ascoltabile a partire da domani nel canale YouTube della biblioteca. Grazie ancora e buon Dante. Grazie. Ciao. Ciao ciao.